Strumenti urbanistici sempre più al palo tra uffici senza personale e comune senza risorse. Ricoperti fuori della Marna Bianca di Realmonte, Maria Amica afferma dopo il danno ora la beffa. La Regione avvia il piano per chiudere 511 discariche abbandonate, più di 60 bombe ecologiche sono in provincia. All'Università di Agrigento arriva il corso gratuito di teatro antico e moderno, possono iscriversi anche i liceali. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura il piano regolatore generale di Agrigento, procedura in evoluzione con l'affidamento di un incarico esterno. I dettagli nelle interviste al sindaco Lillo Firetto e al vice con delega all'urbanista Elisa Virone. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa stamane al Comune di Agrigento da parte del sindaco Firetto e dell'assessore Virone relativamente al piano regolatore di Agrigento di affidare 2 incarichi professionali esterni su segnalazione dei relativi ordini professionali, uno per lo studio geologico, altro per quello agricolo-forestale, per un compenso cada uno di 25.000 euro, a supporto del piano regolatore del Comune di Agrigento, al fine di dare esecuzione alle direttive del Consiglio Comunale dello scorso 24 luglio 2019 su indicazioni del dirigente del quinto settore, avvocato Insalaco, e procedere successivamente alla redazione della VAS. Trovati anche 200.000 euro nell'ambito dei fondi del progetto Girgenti per la redazione del piano particolareggiato sul centro storico e al piano del parco territoriale relativo all'area G2 che cintura la zona del Parco della Valle. È una notizia che assume svolta per il piano regolatore generale, perché dopo l'anno 2019 in cui si sono approvate le direttive al piano, anticipando un po' la legge regionale urbanistica, per come è stato anche detto dal Presidente della Regione, cioè Agrigento è stata antesignana in questo senso, e quindi nello stesso anno il timore che c'era da parte di tanti ordini professionali, anche singoli cittadini, che non si riuscisse a dare quegli incarichi propedeutici alla revisione del piano è stata smentita, ed è smentita con gli incarichi che sono stati dati, che riguardano lo studio agronomico, lo studio geologico e quindi a seguire quello sulla VAS, il che ci porterà a dare finalmente uno strumento urbanistico che la città ormai attende da decenni. E mi piace ricordare che questo accade senza un impegno di risorse particolarmente pesante, perché si tratta di studi che avranno complessivamente dei costi molto limitati e contenuti, e che ci consentiranno quindi di poter dare alla città quello strumento di cui da tanto tempo attendiamo. La seconda notizia di pari valore è quella che riguarda il parco territoriale. Nel 2017 è scaduto il piano del centro storico, e allora con il progetto Girgenti, e quindi a valere su risorse che abbiamo avuto vincendo questo bando pubblico, una porzione minimale è destinata proprio alla rivisitazione del parco territoriale, il che ci metterà anche qui in linea, e quindi non con strumenti scaduti, che ci potranno consentire non solo di avere una programmazione adeguata, ma ci consentiranno anche di poter realmente realizzare interventi, perché tutti gli strumenti che riguardano risorse finanziarie terze inevitabilmente hanno bisogno, per poter essere catturate, di avere degli strumenti vigenti. E quindi anche questo è un successivo allineamento che secondo noi è di grande utilità. Il tema è questo, correttamente in sintesi. Noi abbiamo un piano regolatore generale che quest'anno in Consiglio Comunale vede approvate le sue direttive. Non siamo fermi al palo, quindi l'iter prosegue con l'assegnazione di questi 2 studi, lo studio agricolo-forestale e lo studio idrogeologico, e questo ci permette di guardare all'anno entrante con ulteriori profili di sviluppo della procedura che riguardano la valutazione ambientale strategica, per poi arrivare al cuore del piano regolatore generale, che è lo schema di massima. Si temeva, qualcuno temeva legittimamente, con una preoccupazione rivolta ad un tema storico che riguarda la città e che la città per troppo tempo ha subito, che non si potesse andare avanti. No, siamo riusciti a garantire delle risorse minime, come diceva il sindaco, che ci hanno consentito di andare avanti proprio nelle ultime ore dello scorso anno.
Sul fronte invece programmazione, sì, esattamente quello che è stato detto, poiché sappiamo che all'interno del piano regolatore viene sfilata la pianificazione relativa al centro storico. Oggi la notizia è che sono state già lanciate le gare, quindi con capienza di risorse effettive esistenti, già impegnate, sia per la revisione del piano particolareggiato del centro storico che per la prima programmazione e pianificazione urbanistica del parco territoriale. Questo è un elemento importante, quest'ultimo, anche il primo lo è, ma l'ultimo ci piace evidenziarlo perché per la prima volta quest'area cittadina viene pianificata e quindi può essere interpretata finalmente ai fini di una sua valorizzazione e utilizzazione da parte dei cittadini. È quella famosa area verde che cinge la città e che un po' finora è stata barriera, mentre adesso deve essere pensata, sarà pensata per essere fruita. Revisione del piano particolareggiato del centro storico, scaduto nel 2017, siamo già in onda per garantire, non dopo 10 anni dalla sua scadenza, ma dopo appena 2 anni dalla sua scadenza, che le risorse siano prontamente utilizzate per la sua revisione, e questo chiaramente costituirà un elemento importante anche ai fini della valorizzazione del centro storico, perché la pianificazione spesso ci dà strumenti che sono proprio quelli che mancano, sia ai fini di una garanzia migliore per favorire il ripopolamento ai fini della residenzialità, che anche ai fini dello sviluppo delle attività economico, artigianali, commerciali che in esso possono insistere. Tragico incidente, un 25enne di Firenze è morto lanciandosi con la sua tuta alare dal viadotto San Giuliano a Caltanissetta, alto circa 60 metri. C'è il servizio. Si lancia con la tuta alare da un viadotto a Caltanissetta, ma il paracadute non si apre. Un istruttore professionista, un coach di tuta alare, finisce violentemente sul suolo. È morto così Luca Barbieri, giovane di 25 anni della provincia di Parma. Il giovane sportivo ha trovato la morte durante lo svolgimento della sua passione. Come spesso faceva ieri, si è lanciato con la tuta alare dal viadotto San Giuliano a Caltanissetta. Quella che doveva essere una sorta di caduta libera piena di emozioni è terminata in tragedia. L'apertura del paracadute, che avviene al termine del volo, per cause da accertare non è avvenuta e il 25enne, appassionato di sport estremi, si è schiantato mortalmente al suolo. Per Luca Barbieri, soprannominato Falcino, non c'è stato nulla da fare. L'incidente si è verificato intorno alle ore 11. A lanciare l'allarme è stata la donna che era con lui e che l'aveva accompagnato con l'auto fino all'inizio del viadotto, chiuso per motivi di sicurezza da circa 3 anni. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta in pochi minuti è giunta un'ambulanza, ma il giovane sportivo era già morto. Bisognerà capire adesso cosa sia andato storto. Barbieri era un professionista della specialità sportiva, aveva già effettuato numerosi lanci, conosceva anche molto bene la zona del Nisseno dove si trovava in vacanza. Con la tuta alare si era anche lanciato dall'estero. Appena 6 mesi fa, un uomo di 45 anni di Bari era morto in provincia di Potenza a causa della mancata apertura del paracadute con cui si era lanciato poco prima da un aereo. Quando il 45enne si è lanciato nel vuoto, però, il paracadute non si è aperto e l'uomo si è schiantato al suolo. Adesso le indagini disposte dalla magistratura nissena dovranno capire qual è stata la causa della mancata apertura del paracadute che ha spezzato la vita del giovane emiliano. Litiga con il marito e impugna un coltello da cucina. A margine della colluttazione l'uomo riesce a disarmare la consorte ma resta ferito al volto. È accaduto a Canicattì. La casalinga 49enne è stata iscritta nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di minaccia. La donna ha fornito la sua versione dei fatti e lo stesso ha fatto il marito, un 56enne. È stato disposto il sequestro del coltello della lunghezza di circa 32 cm con una lama d'acciaio di 20. Sequestro che è stato già convalidato fra i due. Pare che ci sia stata scoppiata una discussione per dissidi familiari. L'intervento dei poliziotti del commissariato cittadino ha evitato di fatto il peggio fra i due. Un anno da record per il punto nascita dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Sono esattamente 368 le gravidanze gestite e portate a termine nel nosocomio licatese, che lo rende, almeno per il 2019, uno dei punti più apprezzati in termini di gestazione e parto. Un boom riconducibile alla preparazione del personale medico, accompagnato dalle migliori tecnologie. Ormai una prassi il parto in acqua, ad esempio, apprezzato da molti cittadini che si recano a Licata anche dall'Interland. Un cambio di passo che ha fatto dimenticare in breve tempo il rischio chiusura. Alla Scala dei Turchi i fori creati sulla Marna sono stati ricoperti. L'associazione Maria Amico commenta: dopo il danno la beffa. C'è il servizio. In gergo si dice comunemente tappare i buchi o metterci una pezza. È quello che è accaduto alla Scala dei Turchi di Realmonte, rattoppata, rammendata, dopo essere stata resa un colabrodo marino.
Negli scorsi giorni Mariamico aveva documentato la presenza di una serie di buchi nella Marna Bianca della scogliera di Realmonte. Adesso i fori sono stati, in maniera parecchio artigianale, coperti. Noi, scrive Mariamico, non sappiamo chi ha sfregiato la Scala dei Turchi e ovviamente non sapremo mai chi ha cercato goffamente di rimediare al danno arrecato. Una cosa è certa, la Regione Sicilia deve intervenire sul bene in questione e fare in modo che l'area venga sorvegliata fisicamente, al fine di evitare qualsiasi danneggiamento e per impedire la fruizione nelle zone a rischio, per la sicurezza di tutti i visitatori. Invece al momento, per usare un motto siciliano che ben si attaglia all'attuale status del bene candidato a patrimonio dell'umanità, cupiglion turco e so, ognuno fa un po' come gli pare. La intagliano, la spaccano per sfalmarsela come crema di bellezza, ci piantano gli ombrelloni, la sporcano, ci si tuffano, la usano come siuc, gli ambulanti abusivi. Insomma, regna l'anarchia. E quello che vi passa è un turismo ignorante, anche del pericolo crolli. Una situazione che ha spinto la Procura di Agrigento, con a capo Luigi Patronaggio, un mese fa ad aprire un'inchiesta per inosservanza delle norme a tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali. A documentare ciò che accade è da anni l'associazione ambientalista Mariamico. Il bene è privato, ma il comune è refrattario ad una gestione che non sia targata Realmonte. Dopo la lettera delle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, il prefetto di Agrigento Dario Caputo ha convocato per domani 4 gennaio alle ore 11 il tavolo prefettizio per affrontare il dramma della viabilità generale in tutta la provincia. All'incontro sono stati invitati anche la Curia Arcivescovile, il commissario del Libero Consorzio, i sindaci e commissari ad acta dei 43 comuni dell'Agrigentino. Il nostro direttore Arturo Cantella ha scelto di raccogliere il punto di vista degli agrigentini sulle potenzialità e criticità della città, uno spazio che dà voce ai vari punti di vista anche alla luce delle prossime elezioni comunali. Vediamo. Siamo con l'avvocato Enrico Quattrocchi. Ecco, come vede questo avvio di 2020, Agrigento 2020, questo nuovo anno, cosa vede per la città? Ecco, che futuro immagina? Ma il futuro che si immagina è un futuro di stenti, di sacrifici che bisogna fare e di coraggio che bisogna raccogliere, partendo dalle esortazioni del Presidente della Repubblica ad essere ottimisti e comunque a non rassegnarsi a una situazione di difficoltà enorme. C'è una crisi economica che nel meridione specialmente è da 20 anni che non si riesce a sottrarsi, a riprendersi, perché non c'è nessuna ripresa economica, c'è anzi una moria di aziende, di imprese, di attività, e tutto questo si traduce in disoccupazione, si traduce anche in disagio, si traduce anche in reazione e in rabbia, e questa rabbia porta anche a scelte politiche sbagliate, perché non abbiamo saputo organizzare una protesta, non abbiamo saputo organizzare un'azione di rilancio e di rivendicazione del meridione, delle condizioni meridionali del meridione, e quindi stiamo pagando lo scotto di un abbandono del meridione da parte del nord e da parte dello Stato, ma anche da parte nostra, con la nostra eccessiva rassegnazione, una rassegnazione che non può continuare, e quindi ci deve essere una ripresa, e la ripresa si va verso la capacità, verso l'esperienza, le scelte fatte con rabbia, la sostituzione di una classe politica con un'altra classe politica improvvisata non è un rimedio, è un male, è anzi un cadere dalla padella alla brace, e questo bisogna evitare. Agrigento si appresta verso le elezioni, ecco, che momento può essere, come si possono sfruttare questo momento elettorale? Questo momento elettorale ci dovrebbe portare tutti a riflettere un pochettino e a stabilire una regola diversa rispetto a quella che si sta seguendo, non delle persone che si propongono come sindaci, come amministratori, ma deve esserci una collettività che deve scegliere gli amministratori, e a mio parere qui bisognerebbe tirare in campo le organizzazioni sindacali, i partiti, quello che rimane dei partiti, le professioni, per vedere di fare scelte attorno a dei temi
Che cosa necessita Agrigento? Come può riprendersi Agrigento? Agrigento deve risolvere intanto alcuni primi problemi. Il primo problema è quello dell'isolamento. Agrigento è isolata, una città dell'importanza di Agrigento, con il sito archeologico di Agrigento, la Valle dei Templi, può essere completamente tagliata fuori dai flussi turistici. Se rimane così tagliata fuori completamente senza le strutture viarie necessarie, lasciamo stare il sogno dell'aeroporto. Non c'è l'aeroporto, ma almeno che ci siano le strade, almeno che ci siano i collegamenti rapidi, ferroviari e tutto il resto. Ma queste cose se non le rivendichiamo noi, io non ho visto fare un solo giorno di sciopero, un solo giorno di protesta, ma non solo, ma neanche i consigli comunali hanno mai votato un solo ordine del giorno di protesta, perché c'è questo isolamento e questa situazione di strozzatura dell'economia agrigentina. Se non ci ribelliamo noi, chi deve venire a ribellarsi? Che ci aspettiamo? Che sia il prefetto a scendere in piazza, che sia il questore a scendere in piazza? Dobbiamo scendere in piazza noi cittadini dobbiamo sapere riprendere in mano le sorti del nostro territorio e della nostra collettività. Questo per i nostri giovani, tra l'altro. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Rifiuti, la Regione avvia il piano per chiudere 511 discariche abbandonate e più di 60 bombe ecologiche sono in provincia di Agrigento. I particolari nel servizio. La Regione siciliana dà il via libera alle procedure di bonifica definitiva di oltre 511 ex discariche comunali abbandonate. Tra queste numerose sono in provincia di Agrigento, vere e proprie bombe ecologiche dimenticate negli anni. Dopo aver avviato interventi urgenti su alcuni siti ritenuti più pericolosi, il governo Musumeci entra adesso nel dettaglio delle singole aree per esaminarle e definire i lavori che si riterranno necessari. La Regione sta agendo in via sostitutiva dei comuni competenti che, non avendo risorse tecniche ed economiche dopo decenni, non hanno ancora provveduto non solo a rimuovere gli inquinanti, ma persino spesso a effettuare la caratterizzazione della discarica per verificare appunto se stava in qualche modo agendo negativamente sull'ambiente circostante. Nei prossimi mesi in particolare saranno raccolte informazioni su estensione, perimetrazione, tipologia del territorio, area eventualmente inquinata, presenza di biogas o percolato e saranno forniti parametri per stabilire l'ordine di priorità dei siti da sottoporre alla caratterizzazione di secondo livello. Tutto questo anche attraverso rilevi satellitari o aerei. L'intero lavoro consentirà di georeferenziare i siti, producendo un database che sarà consegnato agli uffici regionali. Andando alle questioni locali, se la Regione in questa fase non ha comunicato con esattezza quali siti saranno oggetti di interventi, è il piano regionale sulle discariche di qualche anno fa a dirci qual è la situazione di massima. In quel documento per la provincia di Agrigento si parla di 66 siti in totale, dei quali 63 sono ex discariche esauste, mentre 3 sono siti industriali dismessi, cioè quelli di Contrada Caos, di Contrada Scavuzzo a Realmonte e lo stabilimento di Contrada Stampaci sulla 189 a Casteltermini. Questi ultimi due mai oggetto di operazioni di bonifica. L'elenco delle discariche è realmente interminabile, la sua distribuzione abbastanza democratica, nel senso che si trovano praticamente in tutti i comuni, con una particolare presenza a Bivone e Cammarata, 3 aree ciascuno, così come Racalmuto e Sant'Angelo Muxaro, larga parte dei quali appunto non oggetto di progetti operativi di bonifica. Nella categoria non bonificate dalla Regione rientrano l'ex discarica in Contrada Mulinelli a Favara, quella di Contrada Mannara Strippi a Linose e l'ex discarica di Contrada Fauma a Porto Empedocle, l'ex discarica Santa Caterina a San Giovanni Gemini, oltre che l'ex discarica di Contrada Matarano a Siculiana. Come dicevamo, poi ci sono ben 18 aree dove insiste unicamente un progetto preliminare di bonifica e altri 14 sono oggetto di progetti esecutivi ma di fatto non avviati. A queste comunque bisogna aggiungere, oltre che ai siti industriali, anche alcuni siti in cui è segnalata massiccia presenza di amianto. Stiamo parlando delle baraccopoli o ex tali, dei comuni del Bellicino colpiti dal sisma del 1968, cioè Montevago, Menfi e Santa Margherita Belice, i cui sindaci anche negli ultimi anni hanno più volte chiesto interventi allo Stato per avviare una reale attività di bonifica. Qualità dell'aria, c'è una sola centralina per il monitoraggio in provincia di Agrigento. Vediamo.
Una sola centralina per il rilevamento della qualità dell'aria in provincia di Agrigento. Da febbraio 2017 nel comune di Agrigento la centralina di monitoraggio è installata presso l'ASP. Il laboratorio mobile corrispondente è stato posizionato nell'ubicazione prevista per la stazione fissa nel punto di valutazione. La futura ubicazione, sede di variante del progetto di realizzazione della rete regionale, dista dalla stessa in linea d'aria circa 200 metri. Il libero consorzio di Agrigento ha disattivato le sue stazioni nel 2013 per mancanza di fondi. Da più di 6 anni sono infatti ferme le centraline di monitoraggio che l'ex provincia aveva installato ad Agrigento Centro, Monserrato, Agrigento, Valle dei Templi, Cammarata, Canicattì, Lampedusa e Porto Empedocle. L'ente non ha i soldi per poter effettuare il servizio per un ammontare di circa 100.000 euro all'anno e non si conosce più la qualità dell'aria che i cittadini respirano, soprattutto dallo sforamento delle polveri sottili. Il monitoraggio costituisce un aspetto fondamentale nel processo conoscitivo dello stato di qualità dell'aria necessario insieme all'inventario delle emissioni per valutare il risanamento da adottare nel caso di superamento dei valori limite o dei valori obiettivo e per mantenere lo stato della qualità dell'aria entro i valori previsti dalle norme italiane ed europee. Dall'ex provincia, oggi guidata dal commissario Girolamo Alberto Di Pisa, fanno sapere che per mancanza di fondi il servizio non viene erogato dal 2013 dall'ente, ma doveva essere l'ARPA a proseguire il percorso intrapreso negli anni. Sembra che manchi una convenzione tra l'ex provincia e l'ARPA per poter attivare il servizio. Le centraline erano state acquistate negli anni scorsi, adesso risultano abbandonate, non c'è alcuna manutenzione, impossibile conoscere i tassi di inquinamento in zone come il quartiere di Monserrato, ad Agrigento, in cui diverse rilevazioni sono stati superati i limiti di polveri sottili, tecnicamente il PM10. Parchi archeologici siciliani, la Regione programma la riqualificazione. I dettagli nel servizio. Il governo Musumeci ha dato il via alla progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione dei parchi archeologici siciliani. Con uno stanziamento di 3 milioni di euro, il Dipartimento regionale tecnico, grazie all'accordo stipulato con il Dipartimento dei Beni Culturali, gestirà le procedure finalizzate alla progettazione esecutiva e direzione dei lavori, mettendo a disposizione le figure professionali occorrenti. Altri 17 milioni di euro, già impegnati, serviranno per realizzare recinzioni, videosorveglianza, servizi igienici, segnaletica, punti informazioni, illuminazione artistica. In questi primi mesi dell'istituzione dei nuovi parchi archeologici, il Dipartimento dei Beni Culturali ha avviato una costante azione di affiancamento e coordinamento. In seguito a una ricognizione e alla predisposizione di apposite schede di progetto per i parchi di nuova istituzione, si sono individuate le prime necessità in fase di start-up. Saranno quindi realizzati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché migliorie all'interno delle aree archeologiche e delle loro zone dipendenti. Entra nel vivo, dichiara il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, la fase di rinnovo del sistema dei nuovi parchi archeologici da me istituiti nel 2019. Grazie alla perfetta sinergia tra i due dipartimenti regionali prende il via la realizzazione di opere che miglioreranno l'accessibilità e la fruizione dei nostri siti. Il mio governo, continua Musumeci, sta investendo nel sistema dei parchi archeologici, ritenendoli la chiave di volta per lo sviluppo del territorio e del turismo culturale, che porta sempre più turisti nella nostra isola. Grande attenzione sarà dedicata ai siti dipendenti dai parchi, spesso a torto considerati minori, ma che sia dal punto di vista storico-archeologico che per il territorio su cui insistono, rivestono un ruolo importante e determinante per lo sviluppo socio-economico di zone ingiustamente finora poco valorizzate. In onda stasera alle 22 e domani in replica alle 16 TVA trasmette uno speciale con protagonista il sociologo e docente dell'Università di Messina Francesco Pira, un approfondimento sulla società contemporanea, la rete, le fake news ed i giovani. Lo spazio è condotto da Margherita Tropiano. 25 milioni di euro per l'anno 2020 per i collegamenti aerei da e per Palermo finalizzati a ridurre gli improponibili costi delle tratte di collegamento tra la Sicilia e le principali città d'Italia, ma saranno solo per i cittadini residenti nel territorio isolano e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: studenti universitari fuori sede, disabili gravi ai sensi della legge 104, lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro e ancora migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo non superiore a 20.000 euro. Fasce invero molto ridotte, ma è già qualcosa.
Sarà necessario un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con quello dell'Economia, si legge nella Gazzetta Ufficiale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e che stabilirà le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento alla quantificazione dello sconto, ai modi e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata. Un piccolo passo ancora ben lontano da quella continuità territoriale della quale da sempre si parla e che stenta a trovare sostegno e approvazione. Una scelta quasi obbligata e imposta alla politica dalla eclatante azione del presidente della regione Musumeci, che ha voluto in occasione delle festività natalizie che fossero messi a disposizione alcuni bus per consentire ai siciliani fuori per lavoro o studio di poter rientrare ed abbracciare i propri cari. Una battaglia che ha dato un primo timido frutto, ma che deve proseguire senza battute d'arresto per dotare la nostra disastrata terra di quel minimo che possa configurare una parvenza di civile vivibilità. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Al Consorzio Universitario di Agrigento, la scuola di alta formazione di teatro antico e moderno. Il coordinatore del nuovo corso di studi che è del tutto gratuito è Marco Savatteri. Si rivolge agli allievi delle ultime classi dei licei, in particolare ad indirizzo classico e umanistico, ma anche a studenti universitari. C'è il servizio. L'Università di Agrigento apre le porte al teatro. Sarà infatti attivata nei locali di Contrada Calcarelle una scuola di alta formazione di teatro antico e moderno. È stato inaugurato infatti nei locali dell'auditorium del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento il nuovo corso di alta formazione in teatro. Erano presenti alla conferenza stampa il presidente Giovanni Di Maida e il sindaco di Agrigento Calogero Filetto per presentare il progetto che appare ambizioso nei contenuti e nelle modalità. Il corso, che sarà diretto dall'autore, compositore e regista Marco Savatteri, costituisce un'assoluta novità non soltanto per la Sicilia ma per gran parte del territorio nazionale e rappresenta una pietra miliare nell'offerta formativa del Consorzio Universitario. Questo corso di alta formazione in teatro classico e moderno, dice il presidente Di Maida, è frutto di una politica di coinvolgimento delle risorse di eccellenza in un'ottica sinergica con le istituzioni deputate come il Consorzio all'individuazione e alla valorizzazione delle vocazioni di sviluppo del territorio agrigentino, da sempre distintosi nella cultura e nel teatro, con autori consegnati alla storia della letteratura mondiale da Pirandello a Sciascia fino a Camilleri. Il corso è stato finanziato dall'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e mira ad assicurare stabilmente la formazione di figure professionali di assoluta eccellenza, pronte ad affermarsi sia sul piano nazionale che su quello internazionale, grazie ad un'offerta formativa completa, a metodologie didattiche di avanguardia e a docenze di alto livello. Una birra siciliana creata da una farmacista catanese vince il premio Luppolo d'Oro. Vediamo. Una birra siciliana ottiene il riconoscimento Luppolo d'Oro. Si tratta della birra Ciaurusa, ossia odorosa, prodotta dai fratelli birrafondai di Mister Bianco nel Catanese. La birra vincitrice è risultata vincitrice al concorso nazionale del riconoscimento Luppolo d'Oro nella categoria Belgian White, nella quinta edizione del Best Italian Beer 2019. Fratelli Birrafondai nasce nel 2012 da un legame di sangue tutto siciliano, quello tra Rosario e Santa di Caro, e si fonda sul forte senso di riscatto in una terra complicata, un tempo Magna Grecia che ancora oggi nasconde profumi, frutti, energie e bellezze intramontabili. L'esigenza per ritornare alle radici, di toccare, di odorare, di miscelare le cose buone della terra ha generato nei due giovani imprenditori la voglia di scommettere in un progetto imprenditoriale che ha subito ottenuto un riconoscimento da parte di consumatori ed esperti. Il premio è organizzato da Federbirra e vuole dare un giusto riconoscimento alle migliori produzioni di birra artigianale in Italia. Sono state così selezionate le migliori produzioni italiane, suddividendole per categorie di prodotto attraverso criteri di selezione rimessi a una giuria popolare di appassionati. Il concorso ha stilato una classifica delle 3 migliori birre per ogni categoria: luppolo d'oro, luppolo d'argento, luppolo di bronzo. Nella categoria Belgian White del Best Italian Beer 2019 ha prevalso la birra artigianale siciliana creata dai fratelli birrafondai, fatta con timo selvatico, grano e farro siciliani. In particolare i grani siciliani antichi usati sono il tangarò o russello e il percesacchi o farro lungo siciliano.
Una passione per la birra e i prodotti di qualità siciliani che nasce da Santa Di Caro, farmacista di professione. Santa è riuscita a coinvolgere nella sua passione anche il fratello Rosario, creando nel 2015 a Mister Bianco il birrificio nel quale vengono prodotte birre dal sapore elegante e dalla forte personalità. Non solo la birra Ciaurusa, ma anche di Bella Donna, Calura, Dusa, Xiara e la nuovissima Lupa. La Fortitudo Agrigento porta a casa un baby talento che ha anche esordito in Serie A. Lo è Giovanni Veronesi, classe 98, il giocatore dotato di grande fisicità. Veronesi, salvo ribaltoni dell'ultima ora, dovrebbe essere il sostituto di Edo Fontana. Giovanni Veronesi si è già allenato agli ordini di coach Cagnardi. Il giocatore proviene dalla Serie B. Il neo biancazzurro è nato a Brescia, ha iniziato la sua giovane carriera nel basket Iseo per poi ben figurare nella Virtus Brescia. Il giocatore nella stagione 2017-18 ha anche esordito in Serie A grazie alla Leonessa Brescia. A Porto Empedocle sabato prossimo 11 gennaio su iniziativa del comune dell'AICS nei locali della Torre Carlo V alle ore 17:30 sarà inaugurata la personale di pittura di Carmelina Guarneri intitolata I colori dell'universo. L'esposizione sarà visitabile fino all'11 febbraio. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.